Sella la moto si schianta contro un trattore e sciocca a Zero Branco per la morte del 19enne Giacomo Gobora, figlio di un dipendente comunale. Le lacrime del sindaco, dolore immenso. Tragedia a Istrana, il 49enne Diego Forner, dipendente di un'azienda agricola, muore colto da malore nel primo pomeriggio mentre carica un camion. Comando di ladri in pieno giorno svaligia la casa dell'ex moglie del consigliere regionale Riccardo Szumski a Santa Lucia di Piave. I banditi non si fanno scrupoli nel minacciare la vittima con un manganello. Raid nella notte a Mogliano, colpite 20 auto parcheggiate in 3 vie, i ladri sfondano finestrine e forzano portiere a caccia di soldi, danni ingenti. 87enne vittima della truffa del finto carabiniere a Treviso, la polizia riesce a rintracciare il malvivente, inseguito e arrestato dagli agenti. Apparato in procura il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia massacrata e coltellata a San Stino di Livenza, attesa per la convalida del fermo e la data dell'autopsia. Giorgia Meloni resta un faro, dice il sindaco di Spresiano, a una settimana dall'addio a Fratelli d'Italia, della pietra e scudo e passaggi con Vannacci, che però sarà protagonista di un evento il 2 luglio proprio a Spresiano. Anche a Conegliano, come in tutta la Marca, gli alpini si preparano alla Triveneta di Gemona, ma con uno spirito in più, quello dell'aiuto dato ai friulani colpiti dal terremoto di 50 anni fa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque con un'ampia pagina di cronaca a partire dalla tragedia di Zero Branco. Aveva solo 19 anni Giacomo Gobbo, morto questa mattina in sella alla sua moto. Il trattore fermo in mezzo alla strada, la moto che viene sollevata dall'asfalto, i lampeggianti dei soccorsi arrivati nel disperato tentativo di strappare un ragazzo alla morte. Sono immagini che fanno male, quelle dell'incrocio tra via Commisso e via Guidini a Zero Branco. Ancora di più quando quel ragazzo ha un nome e un volto che tutti conoscono, Giacomo Gobbo, 19 anni appena, una vita ancora tutta da vivere, spezzata in pochi istanti a poche centinaia di metri da casa. È ancora da chiarire l'esatta dinamica del drammatico schianto avvenuto nella tarda mattinata intorno alle 11 all'intersezione tra le due strade. La moto, condotta dal giovane, si è scontrata frontalmente con un trattore dotato di un rimorchio, guidata da un 71enne di Preganziol. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo sarebbe stato impegnato in una manovra di svolta, mentre il motociclista stava procedendo in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica, ambulanza e delisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giacomo è morto sul colpo. Saranno ora la polizia locale e i carabinieri intervenuti sul posto a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti all'intersezione per chiarire ogni dubbio. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenta un'intera comunità che conosceva bene il giovane e la sua famiglia. A pochi metri di distanza dal luogo della tragedia si stava anche svolgendo il grest della parrocchia, dove molti amici di Giacomo e la sorella minore si stavano divertendo, fino a quel dannato momento. Un ragazzo che tra l'altro conoscevo personalmente per vari motivi. Lui personalmente perché è legato alla società di calcio dello Zero Branco, era stato tra l'altro uno dei primi che l'anno scorso si era dato disponibile, quando è stata un po' rifondata la società, a dare una mano e a mettersi in prima linea, e devo dire dimostrando anche una maturità oltre che una capacità fuori dal comune. E poi perché il papà lavora in ufficio tecnico, è una delle posizioni organizzative dell'ufficio tecnico in ambito di edilizia privata qua in comune Zero Branco. Giacomo, nato nel novembre del 2006, frequentava l'Università di Ingegneria a Padova e aveva davanti a sé il futuro di un ragazzo di appena 19 anni. Un futuro che si è tragicamente interrotto in pochi istanti, lasciando mamma Lucia, papà Ivano, la sorella Giulia e la fidanzata nel dolore più profondo. Innanzitutto adesso è anche il tempo dalla parte del rispetto nei confronti della famiglia, e dall'altro comunque è il momento in cui tutta quanta la comunità dovrà un po' iniziare a capire cosa è successo e in qualche modo trovare anche il modo di reagire, e quindi ci sarà senz'altro un momento, uno spazio di ricordo per Giacomo, ma ci sarà comunque la necessità, ecco, tutti quanti insieme di abbracciare, di dimostrare questa solidarietà a tutta quanta la famiglia, perché una vicenda del genere insomma non può lasciare indifferente a nessuno, tocca a tutti quanti. Le parole commosse, l'avete sentito, la commozione nelle parole del sindaco Durighetto a Zero Branco, come c'è commozione per il ristoratore, il titolare del kebab di Castelfranco, che non ce l'ha fatta, è morto dopo 2 giorni di agonia, era stato travolto da un'auto, stava
aveva già prenotato il viaggio per una vacanza nel suo paese, il Marocco, e poi appunto la tragedia. La serranda abbassata, la scritta chiuso per lutto, per terra i fiori. Non ce l'ha fatta Khalid El Gaboubi, ristoratore di 57 anni travolto da un'auto domenica sera mentre stava attraversando a piedi sulle strisce via Borgo Pieve, a 2 passi dal centro di Castelfranco Veneto. Stava rientrando nel suo locale quando è arrivata una Yaris condotta da un 22enne. Un impatto tremendo, il corpo del 57enne era stato sbalzato a metri di distanza. In condizioni disperate era stato portato con l'eliambulanza al Cafoncello di Treviso, dove è espirato dopo giorni di agonia. Oggi Borgo Pieve è scosso dal dolore per la perdita di una persona che tutti definiscono splendida. Tutti conosceva qua, bravo persona, è da tanti anni che sei qui e mi dispiace. Ancora un shock, non capisco, non mi credo ancora, perché prima di accidenti di una mezz'ora ho visto, sono chiacchierato con lui di qua e di là, dicevo dove vai? Lui dice tra un pochino vado in vacanza a Marocco, a mio paese, per fare una bella pausetta lì, vedere genitore, famiglia, tutto quanto. E una mezz'ora ho sentito un mio collega che diceva vieni Khalid, hai già fatto un accidente. Anche dalla sindaca Maria Ghimentone è arrivato il cordoglio alla famiglia di El Gaboubi. Andrò anche a trovare la famiglia, credo che sia importante che ci sentiamo uniti intorno a questa triste vicenda che coinvolge e ci interroga anche su quella che è la sicurezza stradale, che deve trovare anche una risposta da parte nostra. Un'altra tragedia è quella consumatasi nel primo pomeriggio a Istrana in un'azienda agricola con un 49enne stroncato da un malore. Colto da un arresto cardiaco mentre era al lavoro, è il dramma che si è consumato nel primo pomeriggio attorno alle 14 all'interno dell'azienda agricola Cadorina a Istrana. A perdere la vita mentre stava caricando un camion è il 49enne Diego Forner, residente a Cavaso del Tomba, dipendente dell'azienda. Per mezz'ora i colleghi e poi i sanitari del SUEM intervenuti con ambulanza ed elisoccorso hanno tentato invano di salvarlo effettuando il massaggio cardiaco. Purtroppo però il 49enne è deceduto sul posto. La morte è avvenuta in una giornata segnata da temperature elevate che stanno interessando l'intera area, ma stando alla prima ricostruzione però l'uomo stava lavorando all'interno all'ombra. Sul caso indagano i carabinieri di Istrana insieme ai tecnici dello Spisa dell'ULS 2 che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore dell'uomo al contesto lavorativo in cui si è verificato il malore. Si prospettano giorni difficili per i lavoratori nella Marca e in Veneto. Proprio ieri è stata firmata l'ordinanza regionale dal presidente del Veneto Alberto Stefani, entrata in vigore oggi e valida fino al 31 agosto, che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16. I ladri, la piaga delle razzie. Un commando in pieno giorno svaligia la casa dell'ex moglie dell'ex primo cittadino e consigliere regionale attuale di Resistere Veneto, capogruppo in regione, Riccardo Szumski, con i banditi che non si fanno scrupoli nel minacciare la vittima anche con un manganello. Un comando di 5 persone travisate, incappucciate, che suona ad una casa, forza le porte, entra tranquillamente anche quando arrivano il proprietario e qualcuno di assistenza, e se ne vanno tranquillamente esibendo un manganello se qualcuno cerca di fermarli. Siamo veramente in una situazione di insicurezza in cui chi delinque sa di essere quasi impunito, anche se mi prendono tanto cosa mi succede. Armati e sfrontati in azione di mattina in pieno centro nella sua Santa Lucia di Piave, e per l'ex sindaco e ora capogruppo in regione con Resistere Veneto non una casa qualsiasi, quella dell'ex moglie Giuseppina Giusy Cadel, titolare di un negozio poco distante. Nella Marca i ladri non si fermano di fronte a nulla, tanto da agire indisturbati alle 9 del mattino. Sono in 5, uno di questi in auto ad attenderli. Passamontagna sul capo, accento straniero, suonano alla porta, non curanti della presenza della domestica che, allarmata, esce dal retro per avvertire la padrona di casa poco distante. Questo però non ferma i banditi. Nel frattempo loro hanno forzato con piede di porco sia cancello che porte e hanno rovistato nelle camere. Mettono a soqquadro la villetta, portano via quello che possono in pochi minuti, soprattutto gioielli. E quando l'ex moglie di Szumski arriva sul posto con un operaio, quasi non fanno una piega, anzi si rendono minacciosi. Hanno tirato fuori un manganello, ma tranquillamente senza correre sono scappati. La vittima del furto fa appena in tempo a scattare una foto dell'auto dei banditi mentre allerta i carabinieri che indagano. Dico 5 persone,
Cioè, a me sorprende questa, non è un ladruncolo che si infila. 5 tranquillamente in macchina, vuol dire che sono qui per fare un ride, molto probabilmente vengono dall'estero, ma hanno dei basisti che riferiscono le case. Ma se perfino in un paese alle 9 di mattina, come Santa Lucia di Piave, cominciamo ad avere queste problematiche, qualche domandina dobbiamo farcela, la dobbiamo rivolgere. Non tanto a fare io non sono per leggi speciali, basterebbe applicare seriamente quelle che ci sono. Se ti prendo, tu sei punito. Sconcerto e rabbia. Da sindaco Szumski aveva organizzato delle passeggiate per la sicurezza. Il guaio è che quando si va in comitato di ordine pubblico ci sente dire guarda che i numeri sono questi, non è vero, metti su un allarme migliore, perché siamo questi, cioè mettiti in un bunker. Non sono queste le risposte. Io so cosa le forze dell'ordine fanno, quanto sottorganico siano, quanta burocrazia abbiano a che fare. Mi lamento molto che in epoca di pandemia siano state usate per controllare se uno era a posto o guidava la macchina davanti o dietro, lì sì ce le avevamo da tutte le parti. Nei mesi scorsi la proposta della Guardia Civile Veneta non ha trovato sbocchi, ma Szumski non molla. Abbiamo presentato un PDL per istituire tra regione, prefetture, per carità non voglio pestare i piedi a nessuno, e comuni le passeggiate civiche che sono già previste dalla legge. Vuol dire i cittadini oltre al controllo di vicinato si organizzano per pattugliare ulteriormente il territorio. Pattugliare non si può usare, andare in giro a vedere che degrado c'è, e degrado ci sta tutto, quindi segnalazioni non devono fare niente, segnalazioni alle forze dell'ordine, comunicare se sono macchine sospette. Ancora i ladri in azione, questa volta però a Mogliano, nella notte in 3 vie, via Pirandello, via Casoni e via Ragazzi del 99, 20 auto parcheggiate in strada per la notte sono state trovate con i finestrini rotti, le portiere forzate dai ladri alla ricerca di soldi e oggetti di valore rimasti all'interno dei veicoli. Bottino finale di poche decine di euro, ma i danni alle auto sono stati di diverse migliaia, come spesso accade in questi casi. Si stanno passando ovviamente al setaccio le videocamere di sorveglianza. Poi un'anziana, 87enne, siamo a Selvana, a Treviso, truffata, ancora una volta purtroppo viene da dire dal finto carabiniere, un 56enne che però è stato rintracciato grazie alle varie segnalazioni giunte dai residenti e arrestato dalla polizia. Ancora una telefonata, ancora la voce di un falso carabiniere dall'altra parte del telefono. Questa volta la vittima è un'anziana di 87 anni di Selvana. Convinta che un familiare fosse nei guai e che fosse necessario mettere al sicuro gioielli e preziosi, la donna ha raccolto tutto l'oro che aveva in casa. Ma questa volta il copione si è interrotto prima del finale. A far scattare l'allarme sono state alcune segnalazioni giunte al 113 dopo una serie di tentativi di truffa nei quartieri di Fiera e Selvana. Gli agenti della squadra mobile si sono così messi sulle tracce del sospetto e hanno notato un uomo scendere da un taxi proprio in via Battistel, dove abita l'anziana signora. Vestito di scuro parlava al telefono e si guardava attorno con circospezione. Pochi minuti dopo è entrato in una palazzina. Quando ne è uscito però si è messo immediatamente a correre, cose che ha insospettito i poliziotti che lo hanno fermato poco distante. Nelle sue mani un sacchetto pieno di gioielli e monili d'oro appena sottratti all'anziana. L'uomo, un 56enne di origini campane, incensurato ma con numerosi precedenti per truffe e reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione aggravato e condotto nel carcere di Treviso, dove si troverebbe tuttora. Per la donna il lieto fine, tutti i preziosi sono stati recuperati e restituiti. Ma la polizia rinnova l'appello, soprattutto agli anziani e ai loro familiari. Nessun carabiniere, nessun poliziotto e nessun avvocato chiederà mai denaro o gioielli per risolvere problemi giudiziari. Al minimo dubbio c'è sempre una sola cosa da fare, chiamare subito il 112 o il 113. E sono appelli che spesso riporta anche Christian Demma nella pagina Facebook molto importante di Furti in Corso, dell'associazione Furti in Corso, che continua il filo diretto aperto da tempo con il Ministero della Giustizia. Ci sarà un'altra convention in autunno dedicata anche ai temi sociali. Con il senatore Ostellari del Ministero della Giustizia ci siamo sentiti via call praticamente, perché io avevo mandato delle proposte per inasprimento delle pene per quanto riguarda furti, truffe e baby gang, e ovviamente mi ha detto che l'hanno analizzate molto, che anche lì sono delle proposte molto interessanti e dal punto di vista anche giuridico molto valide, e mi ha spiegato appunto che il governo ha appena messo in atto delle nuove norme che aveva presentato a Santa Caterina in occasione della nostra convention, e fino a dicembre valuteranno le nuove norme che ci sono.
Si consolida la collaborazione tra Furti in Corso e il Ministero della Giustizia, un canale apertosi qualche tempo fa e culminato nel convegno a Santa Caterina, una modalità per ascoltare la rabbia delle tante persone che non riescono a trovare giustizia. Se poi le nuove norme varate non daranno risultati, saranno riprese in mano le proposte fatte in quella circostanza proprio dall'associazione. Noi avevamo fatto un esperimento delle pene per quanto riguarda soprattutto i furti in abitazione, dove all'interno dell'abitazione potevano esserci delle persone, dei minori, dei disabili e delle persone anziane. Poi avevamo aggiunto anche un inasprimento delle pene per quanto riguarda anche gli oggetti con cui poi loro entrano, quindi il classico piede di porco, il classico cacciavite che poteva essere gestito come un'arma impropria e quindi c'era un aggravante. Per quanto riguarda invece le baby gang avevo aggiunto delle aggravanti su percorsi dove vengono fatte delle aggressioni gravi e importanti e dove c'erano gruppi organizzati di giovani, e quello c'era anche una responsabilità genitoriale molto più importante e anche molto più forte. Nel nostro territorio intanto continua l'escalation di reati che preoccupa Demma, dalle baby gang ai furti in villa. Ecco perché ci sarà un'altra convention proprio dedicata ai temi sociali in autunno. E proprio con questo, ieri con il Ministero abbiamo anche iniziato un percorso per fare un'altra convention, chiamiamola così, quindi do questa news incredibile, dove si presume che la faremo verso fine settembre, inizi di ottobre, però sul sociale, sul problema proprio del tema dei ragazzi, dove faremo intervenire anche ovviamente la Regione Veneto, magari l'assessore Paola Roma, che oggi devo già sentirla per queste cose qui, e anche sempre con il Ministero, sempre della Giustizia, e con il loro patrocinio. Torniamo adesso al rogo divampato ieri pomeriggio, l'abbiamo raccontato con la nostra Marta Zatta in diretta nel corso del nostro telegiornale all'ippodromo di Sant'Artemio. Si contano i danni, oltre 100.000 euro, e ci sono ancora da chiarire le esatte cause che hanno fatto divampare le fiamme, causando la morte di 6 cavalli. Si percepisce un enorme sconforto all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso all'indomani dell'incendio che ha completamente distrutto una delle scuderie presenti, provocando la morte di 6 cavalli rimasti intrappolati nei box, uccisi da un'intossicazione da fumo. La struttura in legno è completamente collassata. Al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali intervenuti, l'ipotesi che tutto sia partito da un cortocircuito elettrico, che avrebbe poi innescato il materiale altamente infiammabile presente nella scuderia. Stefano Bovio, direttore dell'ippodromo, ha però diversi dubbi su questa pista. Io non credo che sia stato un cortocircuito, lo dico semplicemente perché altrimenti tutta la zona avrebbe dovuto restare isolata, mentre invece i contatori a valle li abbiamo dovuti chiudere noi, quindi vuol dire che non era partito. Quindi parleremo con i tecnici, queste sono le prime ricostruzioni che io ho dagli elettricisti che ho, poi se c'è il caso faremo anche una perizia, ma ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando, io mi rimetto alle loro valutazioni, è un'ipotesi. Secondo me non è la più attendibile. E mentre si continua a indagare è partita la conta dei danni. Credo che solo lo smaltimento della carcassa, da quello che ho capito perché ne abbiamo già parlato, saremo sull'ordine dei 60-70 mila euro solo lo smaltimento. Poi ci sono gli animali che vanno valutati, sono stati tutti riconosciuti perché i microchip erano leggibili, quindi l'ASL è in grado di ricostruire esattamente chi sono gli animali, quindi possono essere stimati, e poi c'è il valore di ricostruzione, quindi il danno supera di molto le centinaia di migliaia di euro. Intanto la società Horse Protection ha presentato un esposto alla procura per accertare eventuali responsabilità, richiamando criticità già segnalate in passato sulla sicurezza della struttura, tra cui impianti elettrici datati e sistemi antincendio non adeguati. Uno dei tanti nodi che dovrà essere chiarito per far luce su questa intricata quanto spiacevole vicenda. L'omicidio di Sastino di Livenza, oggi l'udienza di convalida del fermo per il 17enne che ha massacrato la zia a coltellate e poi ha tentato di bruciarne il corpo. Ha parlato il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, 53 anni. Ha raccontato al magistrato del Tribunale dei Minori di Trieste quello che è accaduto quel terribile giorno quando ha coltellato la zia per ben 30 volte e poi ha tentato di bruciarne il corpo per far sparire il cadavere. Il ragazzo è arrivato dalla struttura protetta di Treviso, cui è stato affidato, assistito dalle sue legali. Alle 12:10 è iniziata l'udienza di convalida del fermo. Sull'avambraccio destro portava un gesso, conseguenza
di un ferimento la cui causa è in fase di accertamento perché potrebbe essere collegata al delitto. L'udienza si è conclusa dopo oltre un'ora e mezza. Sui contenuti delle sue dichiarazioni c'è il massimo riservo. Il 17enne deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La prima ispezione cadaverica sul corpo dell'insegnante 53enne, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, aggiunge se possibile orrore all'orrore, consegnando sequenze feroci agli investigatori. Il 17enne avrebbe colpito la zia per una trentina di volte in tutto il corpo, dalla gola al torace, non lasciandole scampo. Dopo aver tentato maldestramente di dare fuoco al cadavere, lo ha coperto con un telo e caricato sulla carriola. Lui, esperto in giardinaggio, sapeva come fare. Poi i due viaggi, il primo per scaricare la zia nel torrente Malgher e poi nel fiume Lemene, ha gettato il cellulare della donna e i vestiti che indossava al momento dell'omicidio. Si continua intanto a cercare l'arma del delitto che ancora non è stata trovata, un coltello da cucina. Il ritrovamento del corpo da un punto di vista investigativo è un punto fermo, il primo utile per ricostruire la dinamica e trovare riscontro alle parole del ragazzo. Quanto al movente, il giovane che compirà 18 anni fra 2 mesi ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della sua furia omicida. Sullo sfondo quel clima familiare esacerbato per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo e genitori della vittima, entrambi ospiti di una struttura per anziani. Da un lato le indagini, dall'altro le inquietudini di un'intera comunità, con il comune di San Stino che ha attivato con l'ULS 4 una task force psicologica per sostenere principalmente gli alunni e i colleghi di Chiara in questi giorni impegnati con gli esami e gli scrutini di terza media. Un vuoto tra i banchi che resta a carico di dolore e tante, troppe domande. E proprio poco fa il GIP per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra. Il ragazzo, assistito dall'avvocato Federica Bassetti, avvocate Federica Bassetto e Stefania Lucchetta, ha risposto, lo sappiamo, per circa un'ora e mezza alle domande della procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. Il giudice ha accolto le istanze dell'accusa motivando le proprie ragioni con un'ordinanza di una quindicina di pagine. Dunque convalidato il fermo con la pesantissima accusa di omicidio volontario aggravato per il 17enne. La politica adesso che torna in primo piano con i malumori in casa Lega che rischiano di deflagrare. Addirittura a rischio il vertice previsto il 4-5 luglio a Mogliano. Non ci sarebbe un'intesa né sui nomi né sul programma. Troppi errori, ha detto Roberto Marcato ieri sera a Ring. Io non vorrei che fossimo oltre il punto di non ritorno, cioè questi signori che vediamo seduti lì, che sono persone con cui ho condiviso molti anni e che hanno anche la mia stima. Salvini, Zaia e Federica. Soprattutto Zaia, Federica, Giorgetti e Fontana. Avrebbero dovuto parlare molto prima. Allora, il silenzio dei giusti è peggio del casino degli ingiusti. Si è quindi nutrito dei silenzi di chi poteva parlare e non lo ha fatto. Il declino della Lega, con Roberto Bulldog Marcato che oltre a fare nomi e cognomi passa in rassegna i temi accantonati, se non proprio abbandonati. Il fatto di non parlare più della questione settentrionale, del sindacato del nord, delle periferie, delle piccole partite IVA e parlare di sovranismo, adesso, con tutta buona volontà, ma non che ha detto a Salvini, ma un partito che nasce federalista, a tratti secessionista. Mi volete spiegare come può condividere l'idea di sovranismo? No, di questi che dovrebbero essere all'ordine del giorno del raduno leghista previsto per i primi di luglio a Mogliano con i maggiorenti del partito. L'obiettivo dichiarato è ricompattare, ma troppi sono i malumori e le incognite, tanto che il vertice potrebbe saltare. Di fatto un accordo non c'è nemmeno sui vice segretari. Il modello bavarese delle due leghe non piace a Salvini e non è un mistero, così come l'idea di un partito guidato al nord magari da un tandem Luca Zaia, Massimiliano Federica, con quest'ultimo indicato dal sondaggio di Ring addirittura come segretario ideale del partito per il 94,6% dei partecipanti. Un ex leghista di primo piano come Alberto Villanova in queste ore via social si sta appellando direttamente a Zaia. Luca stacca la spina e prende in mano il nord. Il messaggio: in Lega a questo punto ogni giorno pesa. L'ultima proiezione della triestina SVG per la 7
inchioda il carroccio la stessa percentuale di Futuro Nazionale, 5,3%, proprio quel Vannacci che Marcato aveva sconsigliato di imbarcare nel partito. Poi ho visto questo qua che faceva la decima e tutta questa pacottiglia post-fascista da merda. No, e quando vedevo queste cose qua, no, mi venivano i brividi, perché il fascismo è merda, appunto. Vannacci parla marocchino, ragazzi, cioè se ne facciamo una questione fisica, lui parla marocchino, adesso con tutto il rispetto, ma se l'Egonu non rappresenta l'Italia, lui che parla marocchino rappresenta l'Italia, no? Non capisco. Sempre decisamente pungente Roberto Marcato. A proposito di Vannacci, Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, che una settimana fa ha lasciato Fratelli d'Italia, è un nome che si è spesso accostato a Vannacci in questi giorni, ma Della Pietra dice non andrò con il generale, però c'è il giallo, c'è un appuntamento il 2 luglio proprio dei vannacciani e di Vannacci a Spresiano. La domanda è secca, va o non va con Vannacci? Io non vado con Vannacci, non vado con nessun altro, poi chi vivrà vedrà, voglio dire, tante cose possono accadere, però oggi come oggi io sono semplicemente uscito da un partito che a livello provinciale sentivo non più mio, ma Giorgia Meloni rimane Giorgia Meloni. Io mi auguro anzi che anche Futuro Nazionale possa trovare la quadra con Giorgia Meloni, perché sarebbe davvero un peccato perdere una premier di questo valore. Nessun passaggio per ora con Vannacci, con il faro politico che resta la premier. Così Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, torna sull'addio shock a Fratelli d'Italia, di cui per lungo tempo è stato il sindaco di maggiore peso, almeno nella Marca trevigiana. I problemi, pare di capire, erano quasi esclusivamente a livello territoriale. Mi dispiace, c'erano delle cose a livello provinciale che non mi piacevano, è evidente, ma l'ho scritto, quindi non è quello il tema, e non sto dando colpa né al commissario. Dico, ci sono dei momenti in cui uno dice ma io voglio fare politica perché voglio portare dei benefici al mio territorio a livello amministrativo, quello che sto facendo, bene, voglio fare politica per beghe interne o per dire io ce l'ho più lungo di un altro, no, non è il mio, basta, tutto qua. Discorso a parte per l'ex coordinatore regionale, il senatore Luca De Carlo. Con Luca probabilmente c'è un'amicizia e un legame talmente forte che sì, prevede dei tempi diversi. Ma il passato è passato, soprattutto in politica. Della Pietra in questi giorni è stato contattato da più partiti, non solo del centrodestra. Dietro l'angolo dell'arresto ci sono le politiche del 2027 e c'è da giurare che lo stesso Vannacci non si perda d'animo. Il generale atteso proprio a Spresiano il 2 luglio. Anche quello, a proposito di coincidenze, sì, a Spresiano stanno organizzando una cena di Futuro Nazionale, sono stato invitato ma come sindaco e penso che insomma, giustamente istituzionalmente parlando sia anche corretto che vada a salutare, non so se mi fermerò a cena, però sicuramente andrò a salutare. Chi vivrà vedrà. Allora intanto andiamo in pubblicità perché poi andiamo in diretta con Lucio Zanato, parleremo di Alpini a Conegliano, ma ci sono ancora molti altri servizi da vedere, fra pochissimo. Di nuovo in diretta, meno 2 giorni alla donata triveneta degli Alpini a Gemona del Friuli. Ovviamente l'abbiamo detto anche ieri, tantissimi gli alpini verso Gemona, e c'è chi è diretto a Gemona con una motivazione in più. Ce la spiega da Conegliano il nostro Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Intanto vi facciamo vedere la sede della sezione degli Alpini di Conegliano. Perché cominciamo da qua il nostro racconto che andrà sera per sera, giorno per giorno fino a Gemona, proprio per la Triveneta. Perché? Perché giusto un anno fa, dicevamo prima con il presidente Poteon, eravamo qui a raccontare invece la Triveneta della città del Cima, quindi è giusto ripartire da qua. E quindi ripartiamo con lo stesso spirito, anche se questa volta voi siete spettatori più che protagonisti. Sì, buonasera a tutti i telespettatori di Antena 3, ovviamente sì, lo spirito è sempre uguale, i valori sono sempre uguali, ovviamente siamo spettatori, ma abbiamo piacere di quest'anno andare a Gemona dopo il passaggio della stecca di un anno fa ai nostri
nostri amici del Friuli. E poi andate a vedere se sono all'altezza di quello che avete fatto, diciamo, sì, perché poi c'è sempre la sfida. Sì, c'è sempre un po' di sfida, c'è sempre quel giusto valore, però dopo alla fine anche loro sicuramente la fanno. Perché purtroppo hanno anche quei 50 anni del terremoto, quella triste epopea che hanno vissuto 50 anni fa, e allora ci fa piacere essere molto numerosi e partecipi con loro. Ecco, tanto è vero che il Presidente ci ha fatto una sorpresa, allora ci anticipa, vi faccio vedere, intanto vi faccio vedere la sede che avevamo fatto vedere l'anno scorso, guardate la bellezza di questa sede, pensate che è in centro a Conegliano, nella zona, proprio nel cuore della città, quindi un recupero che solo gli alpini riescono a fare, guardate anche la zona, diciamo così, delle assemblee, poi tutti i riferimenti delle sezioni, e poi arriviamo al giardino, perché questa è una sede che ha anche il giardino, quindi una sede che vi invito anche a visitare, chiedendo ovviamente agli alpini. Ma la sorpresa che ci ha fatto il Presidente Botteon è Lino Chies, che è il papà del sindaco Chies, ma soprattutto... Lino Chies, voi dovete sapere che lui è stato il vice del numero 10 a Pinzano al Tagliamento. Ecco, voi alpini siete arrivati lì nel terremoto del 76, cosa si ricorda, cosa ci può raccontare di quel momento? Intanto buonasera a tutti. Mi ricordo abbastanza, ecco, la prima riunione l'abbiamo fatta a Udine, dove il presidente Bertagnolli aveva convocato tutti i presidenti del Veneto e nell'arco di 20 minuti si è liquidati, 3 da una parte, 5 dall'altra, e ha messo in piedi 11 cantieri. Il nostro cantiere era a Pinzano ed era il numero 10, quindi siamo andati direttamente con il professor Valomì e altri presidenti. E lì siete arrivati in mezzo alle macerie? E siamo arrivati in mezzo al terremoto. E lì Quindi ci siamo presentati al comune, abbiamo detto all'Associazione Nazionale Alpini, ha deciso di fare questo e di venirvi in aiuto per quanto ci è possibile. Insomma, siete andati dal sindaco e avete detto comandi, siamo qua. Sì, siamo qua. E da lì è cominciato... Ci ha dato a disposizione una vecchia caserma della finanza che era completamente in disuso, ma noi l'abbiamo messa a posto, compreso i servizi, e di là abbiamo cominciato a partire con la gente che arrivava, e man mano che arrivavano avevamo fatto già le squadrette operative con altri capi cantiere che tu trovi descritto su questo affare qua. Ecco, esatto. Questo giornale lo ha scritto Raimondo, che era il capocantiere, lui era mi pare di La Spezia, comunque era un ligure. Quindi c'è anche un legame, diciamo, con la nazionale che abbiamo appena vissuto, cioè quella di Genova? Sì, assolutamente. Quindi è tutto un legame. Vedi Nicola, quanto particolare è la storia degli alpini, ed è una storia degli alpini che 50 anni dopo fanno la Triveneta proprio a Gemona, ma nel cuore di ogni alpino, e sono convinto non solo di Conegliano, perché nel cantiere c'era anche la sezione di Treviso, poi c'erano tante altre. Vittorio Veneto, Treviso. Però anche Valdagno. Esatto, Valdagno, c'è una serie di altre sezioni. Poi sezione Imperia e La Spezia. Ecco, per dire, no? Quindi vuol dire che c'era praticamente l'Italia c'era l'Italia con le penne nere, tutta in Friuli, a dare una mano a questa popolazione perché si possa... Allora, con che spirito verrà su a Gemona? Lo spirito di poter dare. Poter dare anche 50 anni dopo? Sì, lo spirito non manca. Ecco, perché questo giornale che Raimondo ha scritto come ultima opera che ha fatto, ha dichiarato tutto in questo giornaletto. Lui era anche presidente del Savona, mi pare, una cosa così. E io l'ho conservato a casa. Questo è un originale questo? È una fotocopia dell'originale. L'originale me lo tengo ancora. Hai ragione. 50. Hai ragione. Allora, Lino Chies, abbiamo ancora un minuto, ma perché? Perché questa è una delle testimonianze. Vi dico subito, domani sera collegamento da Pinzano al Tagliamento, proprio perché abbiamo questo collegamento, questo cordone ombelicale che parte dalla Marca Trevigiana, arriva in Friuli e arriva nelle zone terremotate. Però l'ultimo passaggio lo voglio fare con Alessandro Cenedese. Perché Alessandro Cenedese? Perché lui è gruppo Conegliano, come sottoscritto, e il gruppo Conegliano ha un tributo di sangue in questo terremoto, giusto? Lei c'era, anzi tu c'eri, visto che siamo alpini. Io c'ero. Esatto, e quella sera
eri fuori con la R, mi pare? No, io quella sera ero a Tolmezzo come istruttore scuola guida e subito alla sera stessa, dopo 10 minuti dopo il terremoto, siamo partiti io, il comandante del capitano che comandava il corso autisti, siamo venuti a Venzone avvisare, perché era l'unico telefono che funzionava dalla brigata per chi era saltato tutto, ed avvisare che andassero a soccorrere. E quando sei arrivato alla Goi Pantanale? Alla Goi, il giorno dopo, la mattina alle 7:30, sempre con il capitano Vischiuta, sono arrivato alla Goi, e come sono arrivato alla Goi ho trovato i miei commilitoni, tra l'altro avevo avvisato i miei familiari a casa, i miei genitori, che dovevo rientrare alla Goi in caserma, perché il corso, avevo già fatto 2 corsi autisti lì e volevano che rientrassi a Gemona. Quindi i tuoi pensavano che fossi rimasto. Tanto è vero che dopo metà mattinata sono arrivata, c'era mia mamma che mi cercava e i miei commilitoni mi dicevano: guarda che c'è poi che ti cerca, ma dopo 3 ore sono riusciti, e mia mamma, vedendo la caserma crollata, immaginavo, poi quando mi ha visto. Comunque tutto questo è raccontato in un libro che quest'anno a ottobre, e praticamente vogliamo presentare anche questo libro, che è Quella lunga notte della caserma Goi. Ecco, abbiamo finito il tempo, però voglio finire con queste immagini. Io mi metto di lato perché non ho il cappello, ed è giusto che sono i 3 col cappello alpino che chiudano questo nostro primo collegamento. Il primo collegamento di una lunga serie che, vi ricordo, domani sera continuerà direttamente da Pinzano al Tagliamento, e poi naturalmente venerdì mattina dalle 8:15 costantemente in diretta, sabato e anche domenica. Insomma, vi racconteremo la Triveneta come abbiamo sempre fatto e come cercheremo di fare sempre. A te la linea, Nicola. Grazie a Lucio Zanato. Sì, lo diceva bene il nostro Lucio, perché domani sera ci sarà il collegamento nel telegiornale, e poi da venerdì, quando parte ufficialmente la donata, ci saranno tantissimi appuntamenti a partire da venerdì mattina dalle 8:15. E poi per tutto il giorno di sabato dalle 8:15 sempre non stop, e poi ovviamente domenica con lo sfilamento, la sfilata delle penne nere, ma ve lo ricorderemo anche domani, quindi state ovviamente con Antenna 3. Adesso parliamo di fusioni di comuni, con Cavaso del Tomba e Castelcucco che accelerano verso la fusione, verso la creazione del nuovo comune Borghi del Grappa. Prende forma il progetto che punta a unire Cavaso del Tomba e Castelcucco sotto un'unica amministrazione. La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha avviato l'esame del disegno di legge che prevede la nascita del nuovo comune denominato Borghi del Grappa, accogliendo le richieste approvate nei mesi scorsi all'unanimità dai 2 consigli comunali. Alla richiesta plaude anche il presidente dell'ANCI, Mario Conte. Sono sempre stato favorevole per le aggregazioni, che poi possono essere fusioni o condivisioni. Ognuno deve anche decidere qual è la strada migliore, perché ognuno conosce le sensibilità dei propri territori, però io credo che questa sia la strada del futuro per i comuni in generale in Italia, anche per i comuni veneti. Unire le forze è certamente una buona cosa, e lo dico anche da città capoluogo. Noi stiamo lavorando sulla Grande Treviso, che è un'aggregazione dei comuni dove mettiamo in rete dei servizi. Ovviamente non parliamo di fusione, però più piccoli diventano i comuni, più senso ha la fusione. C'è da combattere un po' contro il campanilismo. Ma certo, il tema dell'identità è un tema che giustamente va rispettato e va anche affrontato con grande sensibilità e delicatezza, però se sono i 2 sindaci che responsabilmente si mettono a dialogare e pensano di cominciare un percorso condiviso, che poi deve essere comunque valutato dai loro cittadini, perché ci sarà un referendum popolare, credo che questo sia il percorso giusto e anche molto responsabile. Il prossimo passaggio sarà la consultazione popolare. Il referendum potrebbe svolgersi nell'ultimo fine settimana di ottobre e consentirà ai cittadini di esprimersi sul futuro assetto del territorio. In caso di esito favorevole, l'iter proseguirà con lo scioglimento dei 2 enti e la successiva costituzione del nuovo comune, che vedrebbe la luce nel 2027. Se muore la sanità, muore anche la democrazia. Questo l'out-out del giudice costituzionale Luca Antonini, protagonista di un evento ieri sera a Treviso. Per il giurista c'è ancora però tempo per invertire la rotta, partendo dai medici di famiglia.
Noi siamo ancora in tempo per prendere in mano questa sanità malata. Noi nel libro parliamo di sanità malata, perché stanno venendo al pettine i nodi di tanti anni di trascuratezza. Non è più questione di risorse, perché le risorse ci sono, è questione di pensiero. Hannah Arendt diceva che la banalità del male non è la presenza del demoniaco, ma l'assenza del pensiero. Quindi sulla sanità deve tornare un pensiero forte. Un pensiero forte che si nutre di scelte lungimiranti e politicamente trasversali, come era stato nell'atto di fondazione del Sistema Sanitario Nazionale ai tempi di Tina Anselmi, uno spirito che si è perso nel tempo fino a ingranare la retromarcia, quando, lo dice Luca Antonini, giudice costituzionale e autore del libro Pensare la sanità, scritto con l'economista Stefano Zamagni. Intorno agli anni 2010, a un certo punto, con troppa superficialità, è stata tagliata la spesa sulla sanità. Ci sono stati circa 40 miliardi di tagli sulla sanità e noi oggi ci accorgiamo, sentiamo il rumore di quei tagli silenziosi allora, rumorosi oggi. La spesa out of pocket, cioè di tasca propria degli italiani, è di circa 40 miliardi di euro oggi. Quindi vuol dire che c'è tanta gente che deve rinunciare a curarsi. Allora noi dobbiamo tornare a dare un'anima al nostro Servizio Sanitario Nazionale, con al centro la persona. Ma per farlo serve un cambiamento di paradigma, quelle che nel libro sono indicate come terapie per una sanità malata. Il primo anello sul quale incidere riguarda i dottori di famiglia. Bisognerebbe pagare al medico di medicina generale non per quanti mutuati ha. Ci ricordiamo il film di Alberto Sordi, Terzilli, il medico della mutua. Quello cercava di avere più mutuati possibili. Invece bisognerebbe magari pagare i medici di medicina generale in base ai PAI, i piani di assistenza individualizzati, che vuol dire proprio una specie di carta d'identità di tutto quello che è necessario, dalla prevenzione alle cure croniche per una persona. Per chi opera in sanità non c'è però cambiamento senza una svolta manageriale. Già da ora possiamo cominciare a riorganizzare il sistema sanitario sempre su base regionale, ma partendo dalla selezione del personale amministrativo dirigenziale e bisogna avere qualcuno che porti nuove visioni. Sanità che a tutti i livelli, territoriale e ospedaliera, dovrà sempre più fare i conti con le nuove tecnologie, intelligenza artificiale in primis, con tutto ciò che ne consegue anche sul piano legale. L'arte medica è un patrimonio da preservare, dice Antonini, convinto che la sfida vada oltre. Se si fa morire la sanità italiana, io penso che con la sanità italiana morirà anche la democrazia italiana. Ha preso il via in questi giorni l'estate trevigiana, 250 eventi per tutti i gusti e le età per fare comunità e vivere Treviso dal centro ai quartieri. È un investimento di circa 100.000 euro per questa estate trevigiana, sono 250 gli appuntamenti gratuiti per i nostri cittadini e per i turisti. Abbiamo riproposto la famosa festa dei Buranelli perché l'obiettivo è quello di invitare la nostra comunità a stare insieme, a dimenticarsi delle difficoltà, delle guerre, delle tensioni internazionali, anche delle tensioni locali, e ritornare a uscire di casa, stare insieme, ad ascoltare bella musica, a vedere danza. Un'estate ricchissima di eventi, un investimento che è un'opportunità per la comunità di ritrovarsi in modo spensierato a vivere la città, dai quartieri al centro, passando attraverso un ventaglio di proposte, dalla musica al teatro al cinema fino allo yoga e all'enogastronomia. Nessuno si sente escluso, nemmeno i bambini, da una programmazione che coinvolge oltre 50 realtà associative del terzo settore. È stata sviluppata questa attenzione e questa programmazione nei quartieri, soprattutto per quanto riguarda il cinema. Focus particolare il 20 e 21 giugno per la giornata europea della musica, con oltre 20 concerti in giro per la città. Il 26 giugno Paolo Crepè dialogherà con Luca Zaia a Piazza Rinaldi, ma anche il Festival del Vintage, quello dei Buranelli, le serate a Casa Robegan, Suoni di Marca, a cui parteciperanno anche i giovanissimi studenti trevigiani. Il 3 e il 4 luglio con il grande festival Good Vibes, che vedrà la partecipazione di 17 gruppi giovanili in Piazza Rinaldi, a Casa
Casaro Began, ma devo dire anche la partecipazione delle band del progetto Giovani a Suoni di Marca. Io sono Speranza, che è un evento dove vedrà la partecipazione, l'esibizione di band giovanili coordinato da Volontari Insieme, e poi c'è Trevi Blues, che comunque è un gruppo giovanile partito dal progetto Giovani, quindi tanti giovani con tantissime idee, con tantissima voglia di mettersi in gioco, e noi siamo felici di mettere a disposizione spazi, risorse per dare a loro l'opportunità di mettersi in gioco e di far vedere tutto il loro valore. Una città che potrebbe non dormire mai, un po' come la Grande Mela, anche a beneficio delle attività commerciali. Una città che si muove, una città che si arricchisce sia di persone, sia di qualità, di iniziative, e sicuramente è un buon ingrediente per la nostra città economica. E adesso andiamo nel bellunese. E partiamo dal caso dell'accorpamento dei servizi di trasporto pubblico locali di Mom e Dolomiti Bus per le rispettive province di Treviso e di Belluno. Se ne è parlato in questi giorni, nulla di fatto, almeno per ora. La situazione è sospesa. Convocate dall'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza, le rappresentanze delle varie province hanno unanimemente espresso contrarietà al piano di accorpamento proposto dalla Giunta, che punta a ridurre i bacini di trasporto da 7 a 4. La delegazione bellunese, guidata dal presidente della provincia Staunovo Polacco e dai sindaci dei comuni dotati di trasporto pubblico urbano, ha espresso a sua volta la contrarietà all'accorpamento, come sancito dall'ordine del giorno approvato durante il Consiglio provinciale di martedì, che impegna l'ente a manifestare la netta e formale contrarietà ad ogni forma di accorpamento. Una nuova convocazione è stata fissata a Venezia per il 25 di giugno e quindi c'è un no secco da entrambe le parti di fronte a questa ipotesi di accorpamento che vuole la Regione, e dunque staremo a vedere nel prossimo vertice. Non c'era contrarietà, ma c'era timore invece per diversi fedeli in questi giorni per quello che sembrava una chiusura di parrocchie, in realtà una riorganizzazione meramente giuridica. Ha rassicurato i fedeli il vescovo. Chiusura di 121 parrocchie, non l'abbiamo mai detto e non è questo l'intento. Ha destato non poca preoccupazione tra i fedeli della diocesi di Belluno-Feltre la paventata chiusura di 121 parrocchie sulle 158 totali dislocate sul territorio provinciale. Nient'altro che un equivoco interpretativo, fa sapere il vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni, che fa luce sulla necessità di una imminente riorganizzazione sotto il profilo giuridico e amministrativo che poco ha a che fare con l'attività ecclesiale delle singole pievi. Dire chiusura vuol dire che io spengo, chiudo, tiro via. Invece è un ripensamento, una riconfigurazione di presenza sul territorio. Vuol dire che le comunità continuano a vivere fin tanto che hanno vissuto loro, fin tanto che vogliono essere comunità. È l'aspetto giuridico e amministrativo che noi cerchiamo, secondo la logica del mettere insieme la parte amministrativa, mettere insieme i servizi praticamente. Una riorganizzazione meramente formale, dunque, in accordo con la linea condivisa a livello nazionale per l'unificazione amministrativa delle diocesi e delle persone giuridiche che le rappresentano. Un atto dovuto se si considera la grave carenza di personale tra le file ecclesiastiche e l'alto numero di parrocchie a bassa frequentazione. L'accorpamento si tradurrà in una riduzione delle 158 parrocchie attuali alle 37 del prossimo futuro, pari alle collaborazioni pastorali già in essere. Tutte le chiese che si vuole stanno aperte, poi stanno aperte tutte, perché non è cancellazione né chiusura delle comunità che continueranno a portare avanti la loro finalità pastorale e si aiuteranno a vicenda come stiamo già facendo. Avviato a Belluno il manifesto della giustizia riparativa, vediamo. Un percorso parallelo alla giustizia tradizionale per rimediare e riparare i danni che un conflitto interpersonale porta con sé. Una cura dell'intimo panorama emotivo di chi è vittima di comportamenti scorretti o criminosi e che ne soffre le conseguenze postume, ma anche dei loro colpevoli, per risanare i rapporti comunitari spingendosi a un livello a cui le normali leggi e sanzioni non possono giungere. Nasce a Belluno il manifesto della cultura riparativa, un avamposto di principi, metodologie e strumenti partecipativi
per concretizzare un nuovo paradigma culturale della giustizia, i cui protagonisti sono le associazioni del terzo settore, gli enti pubblici e l'azienda sanitaria. Un'idea di giustizia che non è soltanto la giustizia retributiva che conosciamo, quindi pene e misure, cercando di condividere e di coinvolgere non soltanto gli enti che lavorano effettivamente a contatto con le persone, ma anche cittadini e altre realtà. È un lavoro che è partito dall'intertavolo dei piani di zona, una realtà che raggruppa diversi enti sicuramente, che ha questa connotazione particolare, quindi è partita sicuramente dal basso, dal tessuto sociale bellunese. Dalla scuola alle aule della giustizia, gli ambiti di applicazione del manifesto spaziano a tutte le situazioni conflittuali con lo scopo di creare un dialogo, un incontro, uno spazio di confronto che metta al centro i bisogni delle parti coinvolte in un percorso ad adesione volontaria e guidato dalla mediazione di esperti che possa in qualche modo riconciliare offesa e difesa, un modo nuovo per costruire comunità, tarato volta per volta a seconda della fattispecie. I principi sì, sono quello dell'ascolto di tutti coloro che hanno preso parte in qualche modo al conflitto, la volontarietà nella partecipazione che vale per tutti e per tutto il corso del percorso, la confidenzialità di quanto avviene all'interno di ciascun percorso, quindi la sofferenza e le varie istanze che vengono coinvolte vengono protette all'interno di questi spazi, di questi programmi, e il non giudizio. Primi sottoscrittori del manifesto, sia coloro che ne incarnano valori e obiettivi e che ne promuovono la diffusione, sono gli aderenti ai piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari, ma l'invito è aperto e rivolto a tutti, anche ai privati cittadini o alle associazioni che vogliano rendersi partecipi del progetto. L'intera comunità può sottoscrivere questo e questo ci rafforza. Significa riportare all'interno della società un percorso importantissimo che rende la società più civile, ma la rende anche più solidale. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.